Buonasera e benvenuti al Circolo Reale Canottieri Tevere Remo, dove i padroni di casa della Tevere Remo in maglia bianca con banda diagonale rossa ospitano l'FC Casalotti in maglia gialla alla sinistra dei vostri monitor. Un compito difficile per i ragazzi di Fabio Luciani, quinti in classifica, oggi al cospetto della terza in graduatoria nel girone A per quanto riguarda la Serie C2. Siamo giunti alla 21esima giornata. Come ci ricordano dalla tribuna maglia stile River Plate per quanto riguarda la Tevere Remo, che abbandona per questa partita la tradizionale tenuta all black, giallo-blu come al solito i ragazzi dell'FC Casalotti e gli ordini di mister Piromalli, che si presentano qui in casa della quinta in classifica convocando il numero 1 Cenci, 3 Sabatucci, 4 Mezzanotte, 5 Manetti, 6 Bertaccini, 7 Ramadani, 8 Paolo Lotrionte, 9 Martini con l'11 Valerio Lotrionte, 12 Vassalluzzo, 17 Sterlicchio, 22 Roddi. Risponde la Tevere Remo con il porta Elia Lucarelli in maglia numero 1 col 3 De Matteis, 4 Amadio, 5 Castroni, 6 Milani, 7 Antonica, 8 Castelli, 9 Signorelli, 10 Guancioli, 13 Maccaferri, 14 Cerasaro, 15 Valentini agli ordini naturalmente di mister Fabio Luciani, che va a dare le ultime indicazioni del caso a Castroni. Sarà il numero 5 appunto insieme ad Antonica a dare il calcio d'avvio alla sfida. Abbiamo qui subito sotto la nostra postazione due giocatori della Tevere Remo pronti sulla banda laterale sinistra a scattare subito dopo il calcio d'inizio. In panchina concentrazione di Piromalli, che ha chiamato alta la tensione per quanto riguarda i suoi in questa sfida, che è partita con il primo possesso della Tevere Remo e la palla subito qui sulla banda sinistra. Il sinistro dentro è stato tentato da Castelli, palla che attraversa tutta l'area di rigore per finire fuori dall'altro lato ed è già rimessa da Cenci, quindi prima azione impostata anche per l'FC Casalotti, che nell'ultima gara si è imposta nettamente per 6-2 contro lo Sporting Hornets. Affermazione fuori casa di misura importante contro la CCCP 1987 per i ragazzi invece della Tevere Remo, che qui indietreggiano per fronteggiare l'attacco ordito con pazienza dagli ospiti. Il pilota una palla sulla banda sinistra, poi Bertaccini, da ultimo Bertaccini attende che retroceda il proprio compagno Martini, che gli restituisce però un brutto pallone. Allora, rimessa laterale per la Tevere Remo, importante vedere quale tra le due squadre riuscirà a portarsi in vantaggio in una sfida che vede probabilmente favoriti sulla carta gli ospiti, che hanno vinto 5-3 all'andata in casa. Parliamo naturalmente dell'FC Casalotti contro una Tevere Remo molto positiva in quel frangente contro una squadra che ora detiene 9 punti di vantaggio appunto sui ragazzi in maglia bianca, essendo a 41 terza in coabitazione, mentre la Tevere Remo è appunto quinta a 32. Bertaccini ha dato palla a sinistra e Lucarelli il primo intervento, poi ancora palla dentro, Lucarelli in due tempi, molto bravo. Via Lucarelli, uno dei punti chiave, una delle colonne della formazione di Luciani, che qui va a reimpostare con Antonica, quindi Castroni, qui sotto Castelli, ancora Castroni. Hanno recuperato la piena forma alcuni elementi della Tevere Remo, che per esempio nella gara che abbiamo seguito qui da questo terreno contro lo Stimigliano non si erano ben espressi. Di lì in poi meglio i ragazzi di Luciani, che qui tentano il tiro dalla distanza con Antonica, respinto di nuovo in rimessa laterale. 0-0 naturalmente. La gara è iniziata da poco, circa 2 minuti sul cronometro, quando Antonica calcia su un avversario per ribadire un nuovo fallo laterale in favore dei suoi. Hanno tentato il gioco corto, andiamo all'appoggio, Antonica con la suola, quindi Castroni direttamente in verticale. Buona l'idea, anche il movimento da parte del numero 6 Milani, che era andato allargandosi sulla banda sinistra. Palla leggermente imprecisa e Casalotti che reimposta con Sabatucci, quindi pallone in avanti, Bertaccini, ottima protezione di Castelli che ruba palla e se ne va, ancora Castelli, si stoppa, ritorna sui propri passi, da Castroni, deviato da Vassalluzzo, fallo laterale, notevole il ripiegamento di Castelli, che è andato a sbrogliare una matassa abbastanza difficile che andava creandosi di fronte ad Elia Lucarelli, già chiamato all'intervento in un'occasione. Ha risposto presente l'estremo difensore della Tevere Remo, che qui attacca, sbaglia Castelli, Vassalluzzo lo mette in difficoltà, quindi Martini, ma fallo laterale per gli ospiti. Va bene qui?
di Sabatucci, batte indietro cambiando banda, palla che torna ancora al numero 3, dialogo prolungato con i giocatori che scalano e buona rotazione per quelli di Piromalli, attende la Tevere Remo, lo sviluppo dell'azione, pressa con Castelli, da dietro è buono l'intervento da Antonica, quindi Castroni pressato, va giù, secondo il direttore di gara non c'è fallo, la rimessa laterale è per gli ospiti che l'hanno già battuta e orchestrano qui a partire da destra col solito Bertaccini in evidenza in questo avvio. Ancora Bertaccini dentro, stava per essere liberato da una buona imbeccata di Martini per questione di centimetri, non arriva la deviazione, era davvero vicino ad Elia Lucarelli che probabilmente non avrebbe potuto opporre resistenza da quella distanza. Castroni nel frattempo dentro da Castelli, il recupero di Sabatucci, concede solo fallo laterale alla Tevere Remo che può battere una rimessa in zona offensiva appoggiando a Castelli, la tiene lì Castelli, avvicina a sé Milani, ancora Castelli in possesso e palla che nessuno attacca sul secondo palo, c'era Antonica nei pressi, palla che esce fuori e vento freddo qui al Circolo Reale Canottieri Tevere Remo che non fa assolutamente ben sperare per condizioni climatiche davvero precarie nella capitale nella giornata di oggi, potrebbe venire giù una gran pioggia da un momento all'altro, naturalmente non ce lo auguriamo per il regolare svolgimento della gara e della ripresa, quando Vassalluzzo propone un pallone che Lucarelli deve limitarsi a raccogliere e rimettere. Milani. Guancioli appena entrato scambia con Castroni, ancora Guancioli, quindi Antonica, Guancioli. Castroni accelera improvvisamente, poi la rigiocano indietro quelli della Tevere Remo, forse per Antonica. Stavolta sarebbe stata meglio una conclusione verso la porta, non si era accorto forse di essere tutto solo corner per la Tevere Remo. Lo batte Guancioli, rasoterra fuori, Antonica, poi calcia addosso a Vassalluzzo, ancora rimessa laterale per quelli di Luciani. Solito schema con palla in appoggio, Castroni, deviazione, quindi calcio d'angolo. Schema Guancioli, una palla che viene retrocessa, poi giocata fuori, Antonica prova a calciare, deviato, quindi chiamato in causa direttamente Lucarelli, con un buon rinvio in lancio, trova dall'altra parte Antonica, è sbagliata la sponda, Antonica stesso però va a recuperare con ottima forza di volontà sul proprio errore. Fallo laterale battuto da Vassalluzzo, ricomincia la propria ragnatela di passaggi l'FC Casalotti, abbastanza bene limitata dalla Tevere Remo in questo avvio di gara, poche occasioni, le difese per ora prevalgono sugli attacchi, non ne beneficia lo spettacolo, qui rimane a terra Bertaccini che riceve una pacca sulla spalla da Luciani, ma può riprendersi, la rimessa laterale è affidata a Sabatucci. In verticale dentro, gran recupero di Guancioli, Castroni per Vassalluzzo, ancora occasione Casalotti, Martini la lascia lì, Lucarelli la chiama e la fa sua. Elia Lucarelli da Castroni, pressato Castroni, non c'è fallo secondo l'arbitro, allora Guancioli ha spazio per poter alzare la testa ed avanzare, il numero 10 della Tevere Remo, fino in fondo Guancioli, palla dentro e Guancioli con deviazione, inizia lui l'azione, la va a concludere il numero 10 Guancioli, vantaggio per la Tevere Remo, 1-0. Tornato in forma in palla Guancioli e si vede bravo nell'accelerazione a tenere la velocità, palla al piede, a scaricare e a ricevere, poi il passaggio di ritorno con un pizzico di fortuna, poi la deviazione che ha superato comunque i cenci, vale il vantaggio per la Tevere Remo che concretizza un buon inizio di gara, trovando appunto il gol dell'1-0 con Guancioli entrato dalla panchina, Vassalluzzo in avanti. Palla recuperata per un attimo da Signorelli, ma ce l'hanno ancora gli ospiti con Martini. Sale Martini, poi indietro da Vassalluzzo con la punta. Largo alla destra di Lucarelli. Castroni. Hanno spazio per salire, quelli della Tevere Remo non sono pressati nella propria metà campo dal Casalotti che preferisce attendere, come in questo caso quando Vassalluzzo trova Martini che gliela restituisce. Vassalluzzo! Un bacio al palo e la palla va fuori. Lucarelli per Castroni quindi, appena si è alzato il pressing,
Subito errore dei ragazzi di Luciani che devono stare davvero molto attenti. Qui Signorelli ha provato a restituire a Guancioli, è entrato bene in gara e ha segnato già il gol dell'1-0, si porta lui a battere la rimessa. Castroni, beccata in verticale, ben letta dalla difesa del Casalotti, che è il problema del disimpegno, lo risolve passando a destra dal numero 3 Sabatucci. Quindi di nuovo qui sotto Paolo Lotrionte, rientra sul mancino e poi da sinistra, buona azione del Casalotti, respinta, ancora il diagonale, palla che sfila sul fondo. Sicuramente non sta piacendo l'atteggiamento in campo, la mimica del corpo dei giocatori del Casalotti sicuramente meno in palla di quelli della Tevere Remo in questo avvio, infatti prova ad affondare ancora il colpo Guancioli, costretto a fermarsi e da ricominciare da Signorelli. Castroni ad impegnare severamente Cenci, che è bravo soprattutto nel bloccare il pallone. Bertaccini qui a destra da Martini, ancora Bertaccini, Martini si gira bene, poi lo vanno a chiudere in due. Signorelli completa la giocata difensiva mettendo palla in fallo laterale, va Salluzzo, Paolo Lotrionte, che gran tiro, e va vicino all'incrocio dei pali alla destra di Lucarelli, che rinvia lungo, ha già recuperato però il Casalotti, quindi va Salluzzo, col numero 12 va Salluzzo, porta palla e ricomincia, sempre da Paolo Lotrionte. Filtrante su Martini, sporcato il pallone, ancora Martini di fronte a Lucarelli, molto bravo a tenere la posizione qui. Va Salluzzo, lungo va Salluzzo, ottima idea per la lunga sovrapposizione di Sabatucci, che aveva toccato per primo il pallone in questa azione, voleva andarla a chiudere lungo Sabatucci, all'altezza della diagonale a sinistra, palla lunga di poco, qui Guancioli subisce fallo, calcio di punizione per la Tevere Remo. La lunga rincorsa di Castroni che minaccia di andare direttamente alla conclusione, seppur siamo nel cerchio di centrocampo. Lo sa Cenci, che è un uomo in barriera, lo posiziona lo stesso. Castroni, il tiro controllato da Signorelli in area di rigore, poi respinto, quindi Milani può ricominciare sempre da Castroni, quindi Milani sulla sua verticale Signorelli, dietro a Castroni che carica la botta, stavolta una sventola che finisce lontanissima dai pali di Cenci, che può rimettere. Va Salluzzo per il proprio capitano, mezzanotte, è entrato dalla panchina, ancora va Salluzzo. Scambio qui sotto con Paolo Lotrionte, Martini col tacco indietro da mezzanotte. Paolo Lotrionte pressato da due uomini, mezzanotte in avanti per Martini, ha il problema di doversi girare, lo fa bene andando dall'altra parte, Lotrionte poi l'appoggio e la deviazione di Castroni, sarà calcio di punizione però per il Casalotti. Punizione che batterà mezzanotte, ha vicino a sé Bassalluzzo anche come soluzione di scarico, il capitano del Casalotti. Sale vicino alla barriera anche Lucarelli, parte mezzanotte proprio su Lucarelli, ancora mezzanotte, l'appoggio largo ed è il gol del pari del Casalotti sugli sviluppi di un calcio di punizione, colpisce Martini, 1-1. Nulla, dai, La grinta di Guancioli a cercare subito di far tenere alta la tensione ai propri compagni di squadra. Hanno difeso forse un po' troppo bassi su questo calcio di punizione, sono stati puniti dalla classe di Martini. Qui Castroni direttamente a destra, va a terra e Milani, calcio di punizione.
Lo stesso Guancioli si porta sul punto di battuta, 2 in barriera per Cenci. Signorelli molto largo sul secondo palo, pronto ad attaccare l'area di rigore, così come Milani e Castroni. È uno schema, infatti arriva da dietro Milani, perfetta scelta di tempo ma dormita difensiva del Casalotti, e il gol del nuovo vantaggio della Tevere Remo, 2-1. Ha attaccato l'area di rigore con coraggio, aveva anche il corpo troppo avanti rispetto al pallone, ma è stato bravo a tirare anche con poca coordinazione Milani, ma quello che conta è aver messo dentro il pallone del 2-1. Qui impressione su Signorelli, il Casalotti, non c'è fallo secondo l'arbitro, e allora il gol del nuovo pari del Football Club Casalotti, ha segnato Ramadani, 2-2. E qui Signorelli ha provato a proteggere fino in fondo, trattenuto, forse scalciato, si aspettava un fischio dal direttore di gara, fischio che non è arrivato. Palla recuperata dal Casalotti, fulminato Elia Lucarelli, quindi 2 gol nello spazio di pochissimi minuti, la partita che si accende davvero alla grande qui al Circolo Reale Canottieri Tevere Remo. Buona prestazione dei padroni di casa, ma ospiti molto cinici quando arrivano dalle parti di Elia Lucarelli, scusate. Mezzanotte. Paolo Lotrionte vuole convergere sul sinistro, appoggia ancora a Sterlicchio, il nuovo entrato che scambia con Mezzanotte, ancora palla in avanti, c'è Lotrionte, Lotrionte la può proteggere, portare ancora Lotrionte, le giocate nello stretto, solo fallo laterale. Sterlicchio dalla destra rimette, dove Mezzanotte carica la conclusione, Lucarelli la attende e la blocca. Poi Signorelli, dietro da Castroni, vorrebbe sventagliare in avanti Castroni, se la sposta e poi va corto da Milani che era rimasto nei pressi, quindi Guancioli, gli lasciano ancora spazio per avanzare, Guancioli allarga a destra, vorrebbe andare dentro e infatti viene fermato fallosamente. È entrato Amadio, si è messo largo a destra, nel frattempo Castroni sta pensando se concludere o provare uno schema. Castroni. Parte lui rasoterra, Signorelli con la solita giocata a stoppare e girarsi in un fazzoletto, solo calcio d'angolo. Scavata la palla su corner, Signorelli la calcia fuori, fallo fischiato nel posizionamento in area di rigore, time out chiesto dalla panchina del Casalotti. Ne approfittiamo per una piccola pausa. Tutto pronto alla ripresa delle ostilità, la 21esima giornata di Serie C2, girone A, dopo il time out chiesto dal Football Club Casalotti, vede i padroni di casa della Tevere Remo pareggiare 2-2 appunto con gli ospiti maglia giallo-blu, posizionati come terzi della classe nel girone, quinta è invece la Tevere Remo che denuncia un ritardo di 9 punti dagli avversari odierni, ma che sta dimostrando di riuscire ad equivalerli almeno sul terreno di casa, dove ultimamente i ragazzi di Luciani sono tornati a fare buoni risultati dopo un periodo di forma così e così. Qui esperienza di Castroni che retrocede da Lucarelli, quindi azione che si sviluppa sulla banda destra, viene toccato stavolta Castelli, calcio di punizione Tevere Remo. Lascialo via quello, mandalo via. Castroni dietro ad Amadio, ancora Castroni, un po' messo in difficoltà, deve andare da Elia Lucarelli, prende la mira e lancia lungo dove lo stesso Castroni va in una lunghissima sovrapposizione, una diagonale, se
vogliamo essere precisi, ma la palla va fuori. Quindi Casalotti in possesso con Stirlicchio, palla dietro, ancora Stirlicchio messo in movimento, qualche protesta da parte del numero 17 verso il direttore di gara, il contrasto di Stirlicchio, Signorelli vince 2 rimpalli, riesce a dare ancora Signorelli e solo va giù, è calcio di punizione. Cartellino giallo nel frattempo. Divertito dalla gara e dal fatto di poterla seguire il pubblico della Reale Canottieri Tevere Remo. Signorelli e Castroni, grossa occasione per i padroni di casa con un calcio di punizione vicino al limite dell'area. Signorelli lo calcia su un avversario, solo calcio d'angolo. Se ne occuperà Castelli. Chiama lo schema 2 Castelli, palla forte sul primo palo, che non entra nemmeno in campo, nessun compagno poteva dar voce allo schema chiamato dal numero 8. E quindi il numero 17 Stirlicchio a guadagnare un calcio d'angolo per i suoi colori dall'altra parte, anzi un fallo laterale in zona offensiva. Va a battere, crediamo, Ramadani, Stirlicchio. Prova Stirlicchio in qualche modo Lucarelli. Castroni. Amadio. Ecco Amadio dare al proprio compagno Castelli, che riceve ancora il passaggio, rischia, Castroni la lascia lì, Castelli vince 2 rimpalli, anche fortunosamente rimane a terra Ramadani. Castroni fa scorrere, Lucarelli la tiene in campo e dà ancora a Castroni. Amadio. Sale e va da Castroni. Si fa pressare, si arrabbia un po' Luciani, ma dall'altra parte Castelli, le sue finte valgono poco perché quelli del Casalotti recuperano e vanno con Ramadani, Castelli recupera il proprio stesso errore. Signorelli va a metterci una pezza. Stirlicchio. Dietro da Valerio Lotrionte, fratello di Paolo in maglia numero 8, uscito da poco a guadagnare un calcio d'angolo sul suo tiro dalla distanza. Stirlicchio può rimettere, andrà ad uscire con il destro. Mezzanotte di nuovo per il ragazzo che ha battuto il calcio d'angolo, vale a dire Stirlicchio, che subisce fallo da Signorelli. Fa il proprio ingresso in campo nel frattempo De Matteis, va a rimpolpare il reparto difensivo di Luciani. Lui ed Amadio nella barriera disposta da Elia Lucarelli. Probabilmente Stirlicchio toccherà per Mezzanotte. C'è il tocco infatti, Mezzanotte, la rigioca da Stirlicchio dal fondo, ma la palla era uscita. Lucarelli vorrebbe rimetterla velocemente, va da Amadio, non sa chi darla, allora scava in verticale, Mezzanotte anticipa, Castelli tocca, Lotrionte controlla l'uscita. Mezzanotte. Valerio Lotrionte, poi Ramadani, bravo a proteggere, a tenere ancora il possesso contro un nuvolo di avversari. Ramadani guadagna anche fallo laterale, già 5 i falli commessi dall'FC Casalotti, 4 quelli della Tevere Remo in un primo tempo dove si rischia davvero di andare con qualche tiro libero prima del duplice fischio dell'arbitro, quale mancheranno 6 minuti circa. Va giù Ramadani ed è quinto fallo anche per la Tevere Remo. Mezzanotte. Lotrionte a sinistra, Stirlicchio controlla, vuole liberare il tiro, un rimpallo lo favorisce e sarà quindi rimessa laterale per i ragazzi di Piromalli. Allora Mezzanotte a sinistra,
Attenzione alle finte di Ramadani, che in teoria era passato, opposizione d'esperienza di Castroni, Amadio, Castroni, lungolinea direttamente sul fondo. Ha rimesso Cenci, è salita di tono l'FC Casalotti dopo un inizio non facile, qui con Sterlicchio va a far volare ancora una volta un attento Elia Lucarelli. Valerio Lotrionte, Stirlicchio, mezzanotte, calcia su Castroni e si torna da Cenci. Rinvio rasoterra, chiama una trattenuta Lotrionte, l'arbitro non vede e fa proseguire. Amadio, De Matteis, lotta De Matteis, poi trattiene Ramadani, sesto fallo. Dopo la trattenuta di De Matteis sarà Vassalluzzo contro Lucarelli. La rincorsa del numero 12 che tira fuori. Guancioli da Castroni, azione veloce della Tevere Remo che passa da De Matteis, palla di ritorno, miracolo di Cenci in uscita. E quindi Tevere Remo che riprende fiato e energie, prova a attaccare in questo finale di prima frazione, passato il pericolo del tiro libero calciato direttamente fuori da Vassalluzzo contro Lucarelli 30 secondi fa. Guancioli, il ragazzo che aveva portato in vantaggio la Tevere Remo, prova ad andare Guancioli, gliela sradicano regolarmente, Ramadani, con deviazione Ramadani porta in vantaggio gli ospiti del Football Club Casalotti che colpisce ancora in maniera cinica, 2-3. La deviazione sfortunata di Castroni che scava un pallonetto imparabile di fronte ad Elia Lucarelli che si era già tuffato nella circostanza, quindi Tevere Remo che si trova ora ad inseguire Amadio, Guancioli. Serve da lui, da Castroni, da Signorelli, dagli uomini più rappresentativi, una scossa in finale di tempo ai padroni di casa che così bene avevano iniziato la sfida. Amadio, la porta Amadio, offre a De Matteis, palla di ritorno, 2 rimpalli, Cenci la chiama e la fa sua. E poi rinvia lungo Lucarelli, Guancioli non sente il portiere che la chiama, occasione per De Matteis, calcia su un avversario, poi Castroni. La lascia lì Castroni, non c'è fallo, anzi l'arbitro lo fischia, grandi proteste, cartellino giallo, anche perché è il 6° fallo che subisce la Tevere Remo. L'arbitro si avvicina alla panchina, sono fortissime le proteste del Casalotti e viene ammonito anche Sabatucci. Tra le grandi proteste del Casalotti sarà comunque Antonica contro Cenci. È pronto il numero 7, la sua rincorsa, Antonica, alto sulla traversa.
Volevano un tiro di potenza dalla tribuna, è andato invece col fioretto Antonica che ha messo palla alta sulla traversa, quindi conserva il vantaggio l'FC Casalotti che vuole stanare la Tevere Remo e ora offre un possesso palla in orizzontale tra i due ultimi uomini con Sterlicchio che attende. Tevere Remo che sale in pressione, Castroni è beffato in un tunnel, quindi Lotrionte, Guancioli bene, ma Lotrionte riesce ad andare largo, poi cade a terra Lotrionte, colpito inavvertitamente al volto. Guancioli, Castroni, ancora Guancioli, quindi Amadio, Guancioli, Amadio, non ci sono spazi, quindi si prosegue col possesso palla orizzontale, Castroni in verticale, Signorelli, cade Amadio con Lotrionte, Amadio se la va a prendere con Lotrionte, si accende un parapiglia, cartellino rosso per Amadio. Piromalli in campo, ci inizia a fare da pacere, Sterlicchio che provoca Antonica. Pure prima, a 7. E prima ha dato il calcio a quell'altro, Fallo laterale per l'FC Casalotti e Tevere Remo che è costretta a chiudere questa prima frazione con l'uomo in meno. Mezzanotte, lungo la banda sinistra, trova un compagno, poi Sterlicchio tra i migliori dei suoi, capitano Mezzanotte ancora, dal numero 17, che offre male il prosieguo di possesso palla sulla banda mancina, quindi Tevere Remo che ha il problema di avere soli 3 uomini di movimento ora in campo e va a chiudersi all'angolo come un pugile stanco e deve cercare di proteggere con Guancioli, vuole distanza l'arbitro che deve cercare di ripristinare una situazione di calma all'interno del campo. Guancioli, il contrasto, palla contesa, Guancioli la tiene lì, Bertaccini ancora va su Guancioli, fallo quando arriva il duplice fischio del direttore di gara che mette fine a un primo tempo tesissimo e molto bello, 3-2 per il Casalotti in casa della Tevere Remo. Siamo di nuovo qui, quindi dal Circolo Reale Canottieri Tevere Remo, dove i padroni di casa della Tevere Remo, dopo aver giocato un buon primo tempo, cedono in casa per ora 3-2 all'FC Casalotti. L'episodio da rivedere, quello dell'espulsione di Amadio alla fine della prima frazione dopo un alterco con il numero 11 Valerio Lotrionte. Amadio di solito calmissimo, è ceduto spingendo l'avversario, l'arbitro ha visto, è andato a punire col cartellino rosso diretto. Frattempo c'era un giocatore di troppo in campo per la Tevere Remo che deve ancora scontare qualche secondo in inferiorità numerica e può riprendere quindi l'azione degli ospiti con Sabatucci. Ha giocato bene l'FC Casalotti nella seconda parte della prima frazione, meglio la Tevere Remo nei primi minuti di gioco dove si è portata anche in vantaggio con Guancioli, vantaggio poi ribadito sul 2-1 prima che gli avversari prendessero un po' il sopravvento. Qui proseguono in superiorità numerica, va Salluzzo da Sabatucci, potrebbe tirare, va a scambiare con un compagno, ancora Sabatucci, va Salluzzo, finta il tiro, ancora possesso dell'FC Casalotti, ovvero riesce ad irretire gli avversari fino poi a un errore nel controllo da parte del laterale destro, in questo caso Martini, quindi Guancioli, Castroni, riesce ad involarsi, Castroni non salta poi il terzo uomo e lancia il contropiede dell'FC Casalotti con il destro però, tentato da Martini, nessun problema per Lucarelli. Ristabilita nel frattempo la parità numerica, quando viene pressato bene Antonica che ora ha la chance di riscattarsi, qui sulla banda destra, Guancioli. Castroni, c'è anche Milani in avanti, in quintetto base la Tevere Remo
ora con rimessa laterale già effettuata. Guancioli, Castroni, da lì può calciare Castroni, una bordata che Cenci tiene a terra con coraggio e mano ferma. Bertaccini, dietro da Martini, no scusate, da Sabatucci. Ora va Salluzzo, ora sì, Martini, scambia con Bertaccini. Sabatucci. Sul movimento di Bertaccini che pesca dentro solo un compagno che viene fuori, appoggia a Vassalluzzo, il tiro è contrato però allora Castroni subisce fallo. Prosegue qualche discussione di troppo in campo. La Tevere Remo che può ricominciare ad attaccare. Antonica manca l'intervento, allora attenzione dentro a Martini, serve un buon intervento in uscita di Lucarelli che chiude lo specchio, poi Guancioli chiuso in un imbuto di due uomini, uno dei due va a mettere palla fuori, quindi fallo laterale per i padroni di casa. Castroni, Guancioli, Castroni, palla veloce di Guancioli che raccoglie, offre in avanti a Milani, Castroni. Attendono sornioni quelli dell'FC Casalotti nella propria metà campo, l'errore in possesso della Tevere Remo. Con Guancioli che la gioca bene, Milani gliela rende, Guancioli se la trascina sul fondo, ma era una buona iniziativa sulla banda laterale sinistra. Cenci. In via Teso dove Castroni può anticipare, quindi Antonica. Dall'altra parte il tiro che sbatte sul montante da parte di Milani. Vassalluzzo, Bertaccini messo in movimento, ha spazio per stoppare e girarsi, rientra lentamente la Tevere Remo e poi favorita da un rimpallo fa bloccare a Lucarelli che va diretto da Antonica. Buona idea ma palla lunga. Cenci è già rimesso, tiene il ritmo alto il Casalotti che probabilmente vuole chiudere il discorso prima che possa di nuovo rientrare in gara la Tevere Remo. Sabatucci, Vassalluzzo, non passa, la buona guardia di Antonica, primo pressatore Antonica, qui Cenci va a lungo, la tiene in qualche modo in campo bene Bertaccini, la protegge all'altezza della bandierina, la porta ancora Bertaccini, palla indietro a Martini, solite finte di Martini, bravo nel tenere palla tra i piedi, Vassalluzzo, poi dall'altra parte. Esterno a girare è sbagliato, rimessa per la Tevere Remo, Castroni, Guancioli, sale Guancioli, va da Milani, Castroni, intercettato a metà strada il suo passaggio, quindi riparte l'FC Casalotti dalla banda destra dove Bertaccini tra i migliori in campo, retrocede ancora, poi a largo da Vassalluzzo, palla dentro, ottima azione del Casalotti, elusiva nel possesso di palla. Fino al tiro da fuori di Sabatucci, deviato da Milani in fallo laterale. Martini. Vassalluzzo. Di nuovo da Bertaccini. Martini da fuori, direttamente da Lucarelli che stoppa e rinvia lungo. Altra idea troppo immediata da parte dell'estremo difensore di mister Luciani, quindi Sabatucci, forse una spinta, cade a terra, sì, il fallo di Guancioli al limite dell'area. E cartellino giallo per Guancioli. Maleducato, non si fa così! Arbitro ha dei box in testa! Barriera molto dentro l'area di rigore, quella disposta da Lucarelli che è costretto ad aggiungercisi. Caccia via Milani in malo modo, parte Vassalluzzo, l'appoggio e la palla che esce clamorosamente fuori.
C'è stata deviazione però, quindi sarà calcio d'angolo. Battuto Vassalluzzo, calcio addosso a un avversario, Antonica, poi la tocca Milani. Ragazzi. Vassalluzzo servito, poi dall'altra parte Bertaccini, ancora Vassalluzzo. Possesso di palla convincente delle Casalotti in questa ripresa che prosegue, ancora andando da Bertaccini, sbaglia però Bertaccini, Antonica ha la chance di ripartire, Martini si impegna, Castroni è l'ultimo a toccare, fallo laterale Casalotti. Martini sale anche un po' di incitamento dalle tribune. Circolo Reale Canottieri Tevere Remo, vedono i padroni di casa in difficoltà, Vassalluzzo infatti in area di rigore, ma c'è l'ottimo recupero difensivo dei ragazzi di Luciani, poi Castroni ha toccato, calcio di punizione. Tranquilli, non mi preoccupate. Antonica o Castroni, due calciatori balisticamente più dotati della Tevere Remo su questo calcio di punizione dalla media distanza. Uno in barriera è Bertaccini, parte Antonica, è una finta, Castroni appoggia proprio ad Antonica, una buona idea ma il tiro è smorzato, quindi Cenci interviene. E da destra dove Bertaccini controlla come al solito pregevolmente e retrocede ancora da Martini, si va a sinistra, Vassalluzzo, rimontato da Milani, sembra essersi un po' riaccesa la Tevere Remo che in avvio di ripresa, complice anche forse aver iniziato con l'uomo in meno, sembrava con la testa da un'altra parte. Castroni dietro da Lucarelli, il rinvio è largo nella terra di nessuno. Cenci, Martini sale abbastanza indisturbato e va da Bertaccini, cambio di banda, Sabatucci, lungolinea, sempre positivo il possesso palla ospite in questo secondo tempo, qui scambi molto veloci e liberare, Bertaccini dentro e Martini dopo una grande azione del Casalotti fa 4-2 per i ragazzi di Piromalli. Giustamente gli applausi arrivano anche dal lato della tifoseria della Tevere Remo, con sostenitori attenti anche a valutare la sostanza delle giocate che stanno mettendo in campo gli ospiti, che per ora, statistiche anche alla mano, vanno a meritare questo doppio vantaggio in casa di una Tevere Remo che così bene aveva iniziato per poi spegnersi man mano. Vediamo Guancioli, prova a dare lui la scossa, andando da Milani, ancora Guancioli, poco movimento in avanti, è entrato Signorelli, poi Castelli ora, Guancioli. Un po' abbandonato a se stesso, chiama un movimento che arriva con Signorelli che torna a rendergli il pallone, quindi Milani a destra da Signorelli, di nuovo Guancioli, il tocco di Vassalluzzo che stava per recuperare un pallone che sarebbe stato sanguinoso perdere per la Tevere Remo che attacca ancora col 10, l'uomo del gol dell'1-0, va a lungo a ricevere il passaggio di ritorno, un 1-2 che si chiude, ma Guancioli controlla male, rimessa laterale. Sabatucci, Vassalluzzo, mezzanotte, Vassalluzzo ancora, Ramadani, possesso di palla prolungato per quelli del Casalotti, ancora Vassalluzzo, Ramadani, le sue finte Guancioli non ci casca, fallo laterale. Vassalluzzo, tutti arroccati quelli di Luciani di fronte a Lucarelli. Cenci è servito e può rinviare. Al conteggio dell'arbitro arriva uno, Cenci rinvia male, rimessa dal fondo. Partita che sembra essersi un po' addormentata a ritmo soporifero per quanto riguarda il possesso palla dei padroni di casa in questa ripresa. Qui Guancioli prova ad andarsene da solo ma sbatte contro un muro di 3 uomini, quindi Vassalluzzo, serve un grande intervento di Lucarelli in uscita, Vassalluzzo poi da Martini, palla alta ma è continuo il dominio ospite nella ripresa. Lucarelli, Guancioli, ci sono tutti per ora i 9 punti di distacco, almeno nell'atteggiamento proposto per ora in campo
Dalla metà del primo tempo in poi, tra le due squadre, i terzi stanno facendo valere la loro posizione in classifica contro i quinti. Secondo l'arbitro è Milani l'ultimo a toccare. Fallo laterale per i giallo-blu. Cinci. Cinci rinvia, dove sbetta bene Guancioli, quindi Castelli, forse ha spazio per un'invettiva. Va a chiudersi però, non la passa. Allora Guancioli si è ridisposta la difesa del Casalotti con Signorelli che tira però e scuote i suoi all'improvviso. Il gol di Signorelli, si riaccende l'entusiasmo della Tevere Remo. 3-4. È stata una scossa improvvisa da Signorelli ed è 3-4 qui al circolo Reale Canottieri Tevere Remo per la 21esima di Serie C2 Girone A. Attenzione alla reazione immediata del Casalotti, subito frustrata. Allora Guancioli alza un campanile dove non può intervenire Milani. Prete comunque il compagno Tevere Remo che deve ricominciare a correre in campo, come ha fatto praticamente per una sola azione, quella che ha portato al gol che ha accorciato le distanze da parte di Signorelli. Cenci. Rinvio rasoterra, facilmente controllato da Ramadani, poi Guancioli, è lui l'ultimo a toccare, si sono fatti male tutti e due, stinco contro stinco. Rimette ora Manetti. Mezzanotte, rientrato in campo dopo il gol del 3-4 di Signorelli. Mezzanotte. Manetti. Cenci. Lungo Cenci, buon recupero stavolta di Cerasaro. Poi Castelli, ancora da Cerasaro. È entrato, mette un po' in difficoltà il numero 8. Fallo laterale però per la Tevere Remo che può tenere il possesso palla e andare con Guancioli. Signorelli, ancora lui, prova a sfidare un paio d'avversari, Mezzanotte è però molto bravo, Signorelli torna sul pallone, riescono senza fallo a portare via il pallone quelli della Tevere Remo che calciano poi direttamente sul palo con Castelli. È alto ora l'incitamento del pubblico che vede la reazione, la voglia di rimettersi in gioco dei ragazzi di Luciani che scossi dal gol di Signorelli vanno psicologicamente ora anche ad affossare un minimo le sicurezze del Football Club Casalotti che qui sbaglia uno dei primi passaggi nella ripresa. Guancioli alza il pallone dove Signorelli va a lottare contro Mezzanotte, chiede scusa ma è fallo laterale per gli ospiti. Mezzanotte. Cenci. Rinvio lungo di Cenci, non riesce a tenere in campo Ramadani. E anche le trame del Casalotti, così ben ordite per quasi tutto il secondo tempo, adesso trovano qualche errore di grammatica quando un vento altissimo va ad alzarsi. E qui circolo Reale Canottieri Tevere Remo, probabilmente inizierà a piovere, speriamo subito dopo la fine della gara. Paolo Lotrionte, rientrato in campo anch'egli, va da Ramadani, poi Capitan Mezzanotte, scambia con un compagno, va a destra da Manetti, Manetti è pressato, è costretto ad andare da Cenci, il rinvio di Cenci, lungo dove stoppa bene Ramadani, fallo, scusate, Lotrionte, fallo laterale Casalotti. Manetti. È pronto a battere, lo fa da Lotrionte che calcia su un avversario, Ramadani si accontenta e protegge il calcio d'angolo. Lo stesso Ramadani va a battere, corto da Lotrionte, ancora il piede di Signorelli, il capitano che sta davvero alzando la prestazione, il livello della prestazione di tutta la sua squadra con la sua grinta. Qui il fallo di Castelli, calcio di punizione Casalotti. Mezzanotte ha già battuto, attenzione all'Otrionte, il tiro deviato da Signorelli che chiama, gridando per usare un eufemismo, sveglia a tutti i compagni, va in pressing ancora con Castelli, Castroni la mette fuori, Signorelli se la prende con tutti. Mezzanotte.
costretto a retrocedere dalla pressione che sale stavolta collettivamente da parte della Tevere Remo, più convinta, che sta coprendo meglio il terreno di gioco, anche se qui ma vicino al gol che avrebbe chiuso la gara a Manetti con un lungo inserimento. Castroni, Castelli, Signorelli, Castroni da Cerasaro, ha lo spazio per convergere, quindi Castroni, azione avvolgente della Tevere Remo, Castelli da Castroni, è sbagliato il passaggio, fallo laterale Casalotti. Ora battuto verso Cenci, deve rinviare al conteggio Cenci, quindi lo Trionte perde il rimpallo, trattiene anche Castroni che rimane in piedi e rinvia poi direttamente verso di noi. Evitiamo bene stavolta la pallonata. Manetti, fallo laterale da ripetere. Manetti, calcia Lucarelli a due mani, Castelli poi un contropiede che non può partire. Mezzanotte, quindi lo Trionte, la Ramadani, lotta Castroni, la recupera, va a guidare il contropiede Castroni, palla a sinistra appoggiata e poi Cenci la tiene. Chiama calma Cenci che vede i suoi un po' in difficoltà dopo aver condotto con autorevolezza per buona parte della ripresa. Anche qui altra azione casuale del Casalotti, altro possesso recuperato dalla Tevere Remo. Castroni, Castelli, Castroni, ancora lui, da Cerasaro. Qui sotto Cerasaro cerca ancora il numero 5 che si è ripreso praticamente contemporaneamente a come si è ripresa la propria squadra, anche se qui stava per perdere una brutta palla Castroni. Castelli, può salire Cerasaro che è più fresco, va dal numero 5 che ha un po' il fiatone, si riappoggia da Castelli. Ancora Castroni, in verticale, Cerasaro, perde il contrasto, si torna da Castroni, ora l'inerzia della gara è tutta dalla parte della Tevere Remo che finisce per perdere un altro brutto pallone, però se ne va allo Trionte, ma c'è un grande intervento di Castroni. Signorelli poi, suona la carica Signorelli, porta palla, si ferma, perde lo scarpino un avversario, si continua con Castelli e se la porta fuori. Cenci, mezzanotte, dall'Utrionte, le finte di Lotrionte che se ne va alla grande e tira, è più simile a un cross la sua conclusione che termina fuori. Lucarelli rimette da Castroni, Castelli, Signorelli viene incontro, prova a girarsi ma stavolta è attento su di lui Manetti e torna direttamente da Cenci, un po' sulle gambe il Casalotti che si appoggia tante volte dalle parti del proprio portiere. Signorelli prova una finta stretta a liberare il sinistro ma esce fuori un brutto controllo. Allora Cenci ancora, 2, 3, mezzanotte, lancia lungo mezzanotte, lo stop non arriva, il grande intervento di Lucarelli, si prosegue, Martini, Veronica che salta Castelli, Tevere Remo che si salva in qualche modo, riparte con Castelli, intervento irregolare sul numero 8, calcio di punizione. Signorelli si siede in panchina dopo aver fatto il suo compito di attaccante e di capitano. Castroni, De Matteis, si appoggia con la schiena a Manetti, De Matteis che riesce a far proseguire l'azione col fisico. I piedi non lo aiutano in questo caso, fallo laterale. Cenci, rinviato direttamente sulla testa di Cerasaro, ma superiorità numerica per il Casalotti che va lungo la fascia, ancora Lucarelli. Martini all'improvviso, gli avevano lasciato la conclusione sul primo palo, quelli della Tevere Remo, tutti a coprire il tiro d'interno sul secondo. Brivido per Lucarelli che ha già rimesso
Castroni, gran palla in avanti, De Matteis stavolta la tiene e guadagna fallo laterale sull'intervento di Mezzanotte. Castelli, Cerasaro, da Castelli, lungo la fascia, Cerasaro, manca il controllo, avrebbe potuto direttamente tirare, poi lotta Mezzanotte che conquista calcio di punizione. Importante per spezzare il ritmo della gara. Questa interruzione guadagnata da Mezzanotte. Manetti salta netto l'avversario, poi va da Lotrionte, ha ripreso un po' di fiducia il Casalotti con Martini, trattenuto, va giù, calcio di punizione. Il cartellino giallo anche per Castroni. Chiamatelo a casa, chiamatelo a casa. Mezzanotte toccherà all'Otrionte quando non manca moltissimo al termine, no? Si allontana il capitano, quindi sarà Paolo Lotrionte ad andare alla conclusione diretta verso la porta di Lucarelli. C'è De Matteis in barriera, parte Lotrionte. Bomba rasoterra di Lotrionte, più precisa che potente a dire il vero, palla che sfila alla destra del palo della porta di Lucarelli che rinvia. Campanile alzato di testa da Mezzanotte, De Matteis protegge la rimessa laterale dei suoi, dando a Cerasaro, Castroni, Guancioli scusate, De Matteis, può girarsi De Matteis, lo fa calciando debolmente col mancino. Cenci, Castroni, l'ennesimo anticipo della sua ripresa su Martini, sembra aver preso le misure agli attaccanti del Casalotti, l'ultimo della Tevere Remo, De Matteis, sempre qualche problema nel trovare passaggi filtranti, allora Guancioli, prova ad andare lui, Cerasaro, Castroni, prova a calciare direttamente in porta, doppia deviazione, con gran calma quelli del Casalotti, Manetti non se la porta fuori secondo l'arbitro, il suo diagonale è intercettato da Cerasaro, perde un po' il tempo Cerasaro, ma va da Castroni che fa correre De Matteis, lungo Guancioli, non può tenere in campo questo pallone, un'altra brutta giocata di De Matteis, oggi sicuramente non al massimo delle proprie potenzialità. Manetti. Lotrionte, Mezzanotte, concede fallo laterale De Matteis in pressing, quindi Lotrionte, Mezzanotte indietro ancora dal numero 8, prova a tenerla col tacco in campo Mezzanotte, una giocata straordinaria del capitano del Casalotti, ma il pallone era già uscito. Guancioli, Castroni, quindi Cerasaro, di nuovo Castroni, Cerasaro, alza un pallonetto un po' a casaccio per un inserimento che non arriva di Castroni, è perso un po' quell'enfasi la Tevere Remo che aveva ritrovato dopo il gol del 3-4, rientrato nel frattempo Sterlicchio. Mezzanotte a spazio e va, ancora Lucarelli a mani aperte a mettere in corner. Mezzanotte su un avversario che è Cerasaro, ancora corner. Mezzanotte dalla coordinazione di Martini, Lucarelli vuole rimettere dentro velocemente, Cerasaro appoggia Guancioli, Castroni. Cerasaro, Castroni, Cerasaro la conclusione contro Mezzanotte, uno degli ultimi assalti della Tevere Remo prima che l'arbitro segni il tempo di recupero. Guancioli dall'altra parte, però l'anticipo di Sterlicchio è buono, poi Martini, palla ancora a Martini che tocca il palo. Guancioli, Castroni, un
Intervento da dietro, non c'è fallo su De Matteis, secondo l'arbitro, sarebbe stato comunque il quarto per il Casalotti e da posizione non molto pericolosa. Cenci, lancia Cenci, Castroni rinvia, alla fine anche bene, De Matteis prende posizione, altro campanile alzato da mezzanotte, Martini controlla e protegge, senza braccia secondo l'arbitro, Sterlicchio dentro. La palla di ritorno, ben letta però da Guancioli che accelera sulla banda mancina. Guancioli avrebbe l'assist, ma mezzanotte fa un super intervento e se ne va anche se lascia lì il pallone. Lo gioca indietro, fasi concitate nel finale. Sterlicchio, il tocco è di un giocatore della Tevere Remo. Mezzanotte. Il lancio di Matteis la tocca quando nessuno avrebbe potuto raggiungere del Casalotti, concedendo fallo laterale. Incita i suoi Luciani. Sterlicchio. Guancioli sale bene in pressione stavolta, c'è il tiro deviato, calcio d'angolo per la Tevere Remo, conquistato da De Matteis. Mentre abbandona la tribuna Amadio, espulso nel corso del primo tempo. 3 più il recupero al termine, quando Guancioli prova a dar fuori a Castroni. Martini si arrabbia con se stesso per non aver tenuto in campo questo pallone, rimesso su Castroni. E quindi ancora fallo laterale. Milani. Castroni su un avversario, poi Guancioli con deviazione. Palla che non arriva per questione di centimetri a De Matteis, contropiede, guidato da Valerio Lotrionte, con la palla che esce dal terreno di gioco e la rimette velocemente Guancioli. Castroni, Milani, Castroni, Guancioli dalla sinistra, vuole convergere cambiando gioco, male, Milani era scattato in avanti, la palla è dietro. Sterlicchio. Scambia con un compagno che gli lascia un pallone molto difficile da gestire. Milani. Il pallone è uscito secondo l'arbitro, non c'è stato fallo di Milani. È calcio d'angolo per la Tevere Remo. Milani dietro da Castroni, addosso all'Otrionte. Di nuovo Milani, direttamente dentro, Cenci a deviare, in contropiede, prova a scappare Vassalluzzo. La porta Vassalluzzo, fallo laterale Casalotti. Vassalluzzo, la gioca su Martini, Signorelli è rientrato per l'ultimo assalto e protegge qui vicino alla nostra postazione. Riesce a far girare l'azione dall'altra parte, dove è rientrato anche Antonica. Milani, da Antonica, ancora Milani. Castroni. Pensa al tiro, si ingolosisce Castroni che se la allunga troppo, portandosela fuori. Quando il triplice fischio del direttore di gara mette fine alla 21esima giornata di Serie C2 del Girone A, che vede il Football Club Casalotti terzo trionfare 4-3 in casa di una buona Tevere Remo.